Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. È stato il Museo della Battaglia ad accogliere il primo Consiglio Comunale dell'era Roberto Tonon, una seduta nella quale, come previsto da protocollo, è stato eletto il Presidente del Consiglio Comunale, carica andata, il consigliere Silvano Tocchetta. Nel corso della seduta il primo cittadino si è anche soffermato sugli obiettivi della legislatura, parlando di temi di ampio respiro che vanno oltre il piccolo cabotaggio, partendo proprio dal modo di parlare con la gente radicalmente trasformato nell'era di Internet, che permette a tutti di partecipare all'attività amministrativa anche senza essere fisicamente presenti. Di riportare la nostra città, compatibilmente con le difficoltà congiunturali e particolari della nostra realtà, al ruolo centrale che merita. Il primo cittadino ha poi rivolto un pensiero al suo predecessore, al quale ha assicurato non mancherà il dovuto rispetto. Al sindaco Gian Antonio Darè, che ritengo si sia dedicato con generosità all'amministrazione della città, rivolgo il mio ringraziamento a nome della città stessa. Protocolli e cerimonie in un consiglio comunale che si è tenuto tra alcune delle più importanti perle vittoriesi.